David al passare in riviste gli schiris che aveva con sé e al mette in teste sorestans di 1000 e sorestans di 100. David al divide l'esercito in 3 parti, una parte in mans a Joab, una parte in mans a Abisai, figlio di Zeruiah e frate di Joab, e una parte in mans a Itai di Gat. Poi dopo David urdise ai soldati: o vegnerai a combattere anche io con voi? Ma i soldati risponderono: tu non tu has di partire gran, perché se no stiampin, nessuno non sabade, e se anche mies di noatris avessin di morire, nessuno il fasares cas, alla qual che tu valis per 10.000 di no. E poi alle mie che tu ti tegnis pront, a venire a danus una man de citat. David urdise: o fasarai da che usomè a vuatris. Il re si mette in bande de parte, biel che li schiris a jesivin a 100 e a 1000 alla volte. Il re urde che stordin a Joab, a Abisai e a Itai. Per riguardo di me, sparagnaimi il giovin a Salon. E tutti i soldati a sentirin che il re urveve data a tutti i sorestans che stordin in merito di Salon. Gli schiris a jesir furi in plene campagne per squintrare Israele e la battaglia fu combattuta tal bosco di Efraim. L'esercito di Israele al fu battuto dinanzi dai famesi di David e il macialissi al fu grande, in che di arrestare in partiere 20.000 uomini. Il combattimento si slargò per tutta la regione e in che di al fase pluidam ai soldati il bosco che non la spade. A Salon alle per combinazione a sbatti tor dai soldati di David. Al Salon al montava un mul e il mul all'ea finile so dai ramas di un gran terebint. Il chiab di Assalon si ingredea tor dal terebint e arrestà pendolon fra il cile e chiere biel che il mul, cagliere so di lui, alleva in denan per soccorse. Qualchidun lo lumà e al visa Joab. O hai appena veduto a Salon picchiato tor di un ramaccio. Joab rispondè all'uomo che i beve portato la nove: se tu lo has veduto, perché non lo has fatto fuori sull'at, io mi sarei impegnato a dati 10 ciclos d'arint e una cinturie. Ma l'uomo rispondè a Joab: se anche ho sentito sulle mie mans il peso di 1000 ciclos d'arint, io non slungherai per mai la man sul figlio del re. Ho vinto con le nostre sorelle che il re ti ha dato che stordin, tanto a ti che a Abisai e a Itai. Per riguardo di me, sparagnaimi il giovine a Salon. Che se anche io avessi inganato me stesso, non resta platar noi al re e tu ti saresti stirato di bande. Allora Joab disse: non sto a piedi tim da prov di te. Al chiappai in man 3 freccis e li splantata al cur di Assalon, cagliere anche mo invite tal miec dal terebint. Poi dopo si derin d'oglie 10 giovins, i scudirs di Joab, che colpirin a Salon e lo finirin. Allora Joab al fase su nel cuar e l'esercito al cessà di cori da Uri a Israele, perché che Joab al fermà gli schiris. A chiapparin a Salon, lo buttare in una grande buse in plen bosco e a ingrumare in parsore di lui un grumon di classe. Gli israeliti aierin tutti stiampati, ognuno te sottende. Quando gli erano chiamò in vite, a Salon aveva attaccata fasi su il colonnello, caletta la valada del re, perché che pensava: non hai figli che puoi memoriare il mio nome, e aveva mettuto il suo nome al colonnello. Lo clamin anche voi il colonnello di Assalon. Achimaz, figlio di Zadok, al dise: o voi svelta contai al re che ste buine nuove, che il Signore gli ha fatto giustizia deliberandolo dai suoi nemici. Ma Joab dise: non tu l'aras voi a portai buinis nuovis, tu l'aras un'altra dì. Voi non tu l'aras a portai una buine nuove, perché le muarte il figlio del re. E Joab gli disse al cusit:
va contai al re duce che tu has viodut. Il cusit si buttà partiere denant di Joab, poi al partì di corse. Achimaz, figlio di Zadok, al tornà insisti e disse a Joab, cal succedi c'è calul, ma vuoi cori anche io da uri al cusit. Disse a Joab, perché movaresi tu di cori, fignò, non tu tiraresi sfur nessune pae. Che l'altri al contindè, cal succedi c'è calul, ma io cori stess. Joab disse, e allora cor. E Achimaz al partì di buride per strade de planure e al passare nanda al cusit. David aliere sentat fra lis dos puartis. La guaite aiere montade sulla terraccia de puarte, sulis muris. Al cianti voi e viode un om cal veniva in devan di corse di Besol. La guaite e berlà e avvisa il re. Disse al re, sale di Besol, sigur che l'ha una buona nuova di portami. Intanto che l'altri si sdongiave sempre di più, la guaite viode un altro om cal correve, e la guaite caere parzore la puarte e berlà. Becande un altro che arriva di tutte corse, di Besol anche lui. Disse al David, anche quel alle un mes cal puarte ben. La guaite disse, o conosci il mood di core dal prim, alle il mood di core di Achimaz, figlio di Zadok. Disse al re, alle un non par ben, arriva con tune buine nuove. Achimaz le donne al re e disse, salut, si buttà con la muse partiere denanda al re e al continuà. Benedet sei il Signor to Dio, che la fiscati oms che avevi alciade un la man quintri dal regno paron. Il re domandà, e il giovine a salon stai al ben? Achimaz rispondè, o hai viodut un gran susur, giusto tal momento che Joab famei dal re, al mandava il tuo famei, ma non sai c'è caliere. Disse al re, tiriti in bande e sta fera lì. Lui si tira in bande e al spietà. Allora arriva il cusite e al disè, il regno paron cal sinti che ste buine nuove, il Signor vuoi ti ha fatto giustizie, deliberanti di tutti che si erano mettuti quintri di te. Il re domandò al cusit, e il giovine al salon stai al ben? E rispondè il cusit, che l'edin arriva compagni di quel giovine, i nemici dal regno paron e tutti che si sono buttati quintri di te par fatti dal male.